questo calo di nascite che ormai è verticale, e dall'altra parte invece questo fortunata prolungamento della vita e quindi un aumento incredibile degli anziani, perché ormai siamo a quota 22% anche nel Veneto. Questi due aspetti che vengono evidenziati nella fotografia scattata da ANAP Confartigianato del sistema sociosanitario del Veneto e sui quali si concentrano le riflessioni racchiuse nel documento presentato ad Occhiobello. Più di 1 milione di persone ha superato i 65 anni, da un lato quindi anziani sempre più in aumento ma anche sempre più soli e a rischio malattie croniche, dall'altro sempre meno familiari in grado di assisterli. È bello diventare anziani, però è meno bello essere anziani, perché essere anziani, anche perché adesso aumenta le prospettive di vita, no? Però insieme ci sono anche problemi, soprattutto della non autosufficienza, che è un tema delicatissimo. Alla luce di questo, Confartigianato si è chiesta cosa accadrà da qui al 2051 e così nel documento redatto arrivano alcune indicazioni. Creare per capirci, un fondo per la non autosufficienza, un po' sul sistema tedesco che loro l'hanno già attivato nel 99, che consenta al pubblico e privato di mettersi insieme con i vari fondi e creare delle condizioni di sostenibilità. Presente anche l'ANCI, che ha portato le istanze dei comuni sul tema dell'assistenza sanitaria e sociale agli anziani. Rivendicano, ripeto, non tanto più risorse per i comuni, ma più risorse per il territorio e per le realtà vicine alla popolazione. Per ANAP Nazionale lo studio della situazione territoriale è fondamentale per regolare al meglio le politiche regionali. Oramai le politiche vengono gestite dal territorio, è a livello regionale che poi i fondi vengono spesi e bisogna capire dove verranno impiegati, chi dovrà spenderli e quali saranno i servizi legati ai fondi che verranno erogati.